2 anni fa abbiamo presentato un progetto di legge per abolire completamente i vitalizi in Veneto, che oggi ancora ci costano circa 13 milioni di euro all'anno, un privilegio che va assolutamente e immediatamente abolito. Però purtroppo ad oggi non se n'è fatto ancora nulla, lettera morta, grandi titoli sui giornali da parte della maggioranza e nulla di più. Allora noi passiamo all'azione però. 2 proposte di legge semplici ma molto efficaci. La prima, chiedere che venga immediatamente ritirato il vitalizio per tutti coloro che hanno patteggiato, e penso per esempio a grandi scandali di corruzione che abbiamo avuto, dal Mose addirittura a Tangentopoli, persone di cui continuiamo a pagare regolarmente il vitalizio. Chiediamo che venga immediatamente abolito per loro. Dall'altra parte chiediamo che l'associazione consiglieri, ovvero l'associazione che tutela il vitalizio e tutti coloro che continuano a prenderlo sulle nostre spalle, venga sfrattata, vada fuori dalla regione, perché ad oggi incredibilmente è la regione Veneto che attraverso soldi pubblici che finanzia i consiglieri per farsi loro mantenere, in modo che loro stessi combattano per mantenere questo privilegio. Chiediamo equità e giustizia e che soprattutto venga fatta immediatamente dalla regione Veneto. La nostra parte l'abbiamo fatta, ora vediamo alla prova dei fatti chi sta con noi.